questa è una mozione che abbiamo presentato in occasione della festa del papà e non a caso, perché abbiamo cercato di trasformare anche questa celebrazione familiare nell'occasione per poter affrontare un tema davvero cruciale che riguarda il mondo del lavoro e in particolar modo i congedi paritari per la genitorialità. Noi sappiamo che la disciplina nazionale relativa ai congedi parentali è stata oggetto di una rilevante riforma con il decreto 105 del 2022, riforma che era finalizzata a incrementare la possibilità di condivisione degli impegni genitoriali tra le mamme e i papà. In particolar modo con quella modifica si è reso strutturale il congedo di paternità obbligatorio per almeno 10 giorni retribuito al 100% per i papà che siano lavoratori dipendenti sia pubblici che privati. Inoltre si è estesa per la prima volta la misura del congedo di paternità anche ai lavoratori autonomi e ai lavoratori della gestione separata. Peraltro con la legge di bilancio del 2023 si è esteso di un ulteriore mese l'indennità dell'astensione facoltativa, anch'esso aumentato all'80% della retribuzione. In particolare la legge 32 del 2022, quella nota come il Family Act, ha previsto una delega al governo che va esercitata entro 24 mesi al fine di completare in senso sempre più estensivo la normativa dei congedi di paternità. Ora, a noi sembra questa una questione molto cruciale, prima fra tutti perché le madri nel contesto italiano e anche nel contesto veneto sembrano essere ancora le uniche principali esclusive destinatarie dell'impegno di cura rispetto all'accudimento dei figli, e la maggior parte ci dicono i dati, delle richieste di congedo parentale è esercitato dalle donne con un contratto a tempo indeterminato, a conferma che anche la possibilità di accedere a questa opzione è prerogativa quasi esclusiva del lavoro a tempo indeterminato. Noi invece crediamo che sia indispensabile che l'impegno dei padri nel lavoro familiare sia strategico per costruire una società più giusta, una società più paritaria e anche per consentire alle donne di potersi realizzare in maniera più piena nel loro progetto di vita. Perché in realtà quello a cui noi assistiamo è che continua il perdurante stereotipo per cui devono essere solo ed esclusivamente le donne ad occuparsi del lavoro di cura e dell'accudimento dei figli. In questa regione il 68% del lavoro di cura e del lavoro familiare è ancora ed esclusivamente a carico delle donne, anche quando lavorano. E peraltro ormai tutti gli studi e tutte le indagini ci confermano che più le donne lavorano, più può aumentare l'indice di natalità. Quindi le donne per fare più figli devono lavorare, non devono essere lasciate a casa e pagate per fare le madri. Allora noi pensiamo che se riconosciamo da un lato che il problema demografico è una questione cruciale su cui anche noi dobbiamo trovare un ingaggio, e se condividiamo che è strategica la costruzione di una società realmente paritaria, dobbiamo inevitabilmente estendere i congedi di paternità in modo tale che siano più lunghi nel tempo, che siano riconosciuti con una retribuzione molto più estesa e più elevata di quella di adesso, che siano resi obbligatori per superare anche lo stigma che molto spesso colpisce i lavoratori che chiedono il congedo di paternità, e che siano estesi in maniera stabile anche ai lavoratori autonomi e ai lavoratori che non rientrano, diciamo, nella categoria del lavoro dipendente. Per questo con questa mozione noi chiediamo al Consiglio regionale di invitare il Governo ad adottare tempestivamente il decreto previsto appunto dalla legge 32 in materia di paternità, in linea con l'esigenza appunto sociale di riequilibrare il lavoro di cura tra donne e uomini all'interno della famiglia. Chiediamo alla Giunta di farsi promotrice presso il Governo in tutte le sedi, penso alla Conferenza Stato-Regioni dove è possibile farlo, perché questa delega venga esercitata. Chiediamo anche alla Regione di predisporre per quanto possibile per i dipendenti della Regione, degli enti strumentali, modalità di accesso ai congedi parentali più estese di quelle attuali, e chiediamo di incentivare il dialogo tra parti sociali e datoriali affinché negli accordi territoriali sia messo al centro della discussione anche appunto un'estensione dei congedi di
paternità. Grazie Presidente.